Benvenuti a questa nuova puntata di Rete Agevolazioni News. Sono Franco Rasotto e oggi parleremo di bando del turismo e reti nel turismo in Lombardia, della proroga del bando sull'artigianato digitale del Ministero dello Sviluppo Economico, di internazionalizzazione nel Veneto. Partiamo subito dalla Lombardia con un nuovo bando che è stato approvato relativamente al turismo e all'attrattività turistica. I beneficiari di questo bando sono le PMI di alcuni particolari settori Ateco, il 55 e il 56, con alcune piccole esclusioni, che abbiano sede operativa in Lombardia. Gli interventi devono ricadere negli ambiti della strategia di sviluppo della Lombardia, quindi nell'enogastronomia e la food experience, nella natura e green, sport e turismo attivo, terme e benessere, fashion e design e business, congressi ed incentive. Le spese ammesse da questo bando sono le spese relative ad arredi, impianti, macchine e attrezzature, acquisto di hardware e software, opere edili e murarie ed impiantistiche. L'agevolazione è del 40% a fondo perduto fino a 40.000 euro. L'apertura dello sportello è prevista per il 2 maggio del 2017. Un'altra notizia interessante è che, questa vale per tutta Italia, che il Ministero dello Sviluppo Economico ha prorogato il bando sull'artigianato digitale e manifattura sostenibile fino al 5 maggio 2017. Questa proroga è avvenuta perché alla data di scadenza del bando era presente solo una domanda, una richiesta di agevolazione. Quindi andiamo un po' velocemente a rivedere qual è questa agevolazione. I beneficiari di questa norma sono le reti di imprese, i raggruppamenti temporanei di imprese o le associazioni temporanee di imprese che abbiano almeno 5 imprese nel gruppo. Gli interventi ammissibili sono i costi relativi ai centri per l'artigianato digitali ed incubatori, ai servizi di fabbricazione digitale e le attività di ricerca e sviluppo centrate nella fabbricazione digitale. L'agevolazione è del 20% a fondo perduto e del 50% a tasso zero con un finanziamento di 5 anni. La nuova scadenza, quindi quella prorogata, è il 5 maggio 2017. Qui diciamo che è un po' un peccato che questa norma sia un po' stata tralasciata, non è tra le più note, però fa specie che alla scadenza sia stata presentata una sola domanda, quindi l'invito è chi si trova in queste condizioni, diciamo, di avere 5 partner che possono partecipare a questo bando, di ragionare sulla presentazione di questa domanda. L'ultima agevolazione di cui parliamo oggi è quella relativa al Veneto, parliamo del DGR 1284 e in particolare della linea sull'internazionalizzazione. In questo caso i progetti sono di tipo interaziendale, quindi abbiamo definito un progetto che andremo a presentare e che prevede sostanzialmente della formazione relativa ai temi sull'internazionalizzazione per 36 ore, la formazione linguistica in azienda con la successiva certificazione per 24 ore circa, naturalmente, poi vanno un po' dettagliate con le singole aziende, una consulenza sullo sviluppo commerciale di 40 ore e una ricerca di mercato, sempre anche qui da concordare specificatamente con le aziende. L'agevolazione in questo caso prevede una copertura al 100% dei costi di questo percorso e le scadenze sono legate sostanzialmente ai 2 sportelli disponibili. Il 15 aprile 2017 per il primo sportello utile e diciamo in questo sportello abbiamo indicazione che i fondi saranno comunque disponibili e successivamente il 15 maggio 2017 dove probabilmente avremo carenza dei fondi e quindi vedremo se rimangono fondi. Comunque diciamo che l'intenzione è quella comunque di presentare anche per quello sportello lì questo progetto di internazionalizzazione. E io con questo ho concluso. Trovate tutti i link e gli approfondimenti di queste normative e queste agevolazioni nelle note a questo episodio. E una nota diciamo relativa alla Lombardia, vi segnalo che è stato revocato il bando sulla finanza e gli e-commerce,
per problematiche relative interne alla regione, quindi attendiamo, vuol dire, la ripubblicazione di questo bando. Vi ricordo anche che è previsto per mercoledì 19 aprile alle ore 18 un webinar sull'iperammortamento. Anche qui trovate nelle note dell'episodio il link per registrarvi. E se vi è piaciuto questa puntata, se vi è piaciuto questo nuovo modo, diciamo, di comunicare la finanza agevolata, vi prego di segnalarmelo sotto nelle note all'episodio, e vi ricordo che questa rete agevolazioni news lo trovate sia su YouTube sia nei social network che nel mezzo privilegiato probabilmente per questo genere di attività, che è il podcast. Per iscriversi al podcast trovate ancora una volta i link nelle note dell'episodio, oppure cercate su iTunes Rete Agevolazioni News. Con questo concluso, ci sentiamo la settimana prossima.